Cercando sul territorio delle aziende artigianali che avessero delle idee nuove in qualsiasi settore, ho conosciuto Giovanni Balbinot. Ciao Giovanni. Ciao Bruno. Ebbene, lui ha realizzato, e poi ce lo dirà lui naturalmente, l'azienda Prati di Meschio. Da cosa viene quest'idea Prati di Meschio e che cosa tu realizzi in questa tua piccola azienda ma molto importante? Beh, l'azienda è cominciata parecchio prima di me con mio nonno e in questi ultimi anni abbiamo introdotto però dei prodotti finiti da vendere al pubblico, artigianali, quindi salumi, del vino, della birra, e avremo dell'olio, alleviamo gli animali e li lavoriamo qui la carne, abbiamo anche degli ortaggi, le uova, insomma tante cose, e siamo in città ma siamo in campagna e quindi cerchiamo di fare una cosa genuina, piccola e ben fatta, insomma. Ecco, quando ci siamo conosciuti tu mi parlavi delle limitazioni che hai proprio perché vuoi mantenere il tuo prodotto non di quantità ma di grande qualità. La salumeria, per esempio, quanto ti impegna durante l'anno? Perché non è solo quella, naturalmente a noi fa piacere, il nostro incontro è propedeutico proprio a conoscere i tuoi prodotti, ma quanto ti impegna la salumeria e quanto ti impegnano gli altri prodotti che tu produci nella tua piccola azienda? Beh, la salumeria ci impegna soprattutto d'inverno perché noi rientriamo nel progetto della Regione Veneto Piccole Produzioni Locali, quindi possiamo lavorare la carne solo tra ottobre e febbraio, quindi come si faceva un po' nelle vecchie case di campagna. E in questo periodo ci occupa molto perché praticamente lavoriamo ogni settimana 2 o 3 capi. Abbiamo un limite di 30 capi come da protocollo sanitario e quindi l'inverno è occupato tanto da questo, però anche poi dalle potature, da lavori in vigna per i prodotti che diciamo sono, chiamiamoli estivi, quindi l'uva si raccoglie a fine estate e gli ortaggi un po' tutto l'anno. Poi abbiamo anche dei cereali, quindi quelli ci impegnano soprattutto in tarda estate e la raccolta tarda autunno, la semina e la raccolta inizio estate. E infine gli animali li abbiamo quasi sempre, quindi non danno tanto impegno, però tutti i giorni dell'anno bisogna andarli a vedere 2 o 3 volte al giorno. Ecco, guardando quello che c'è qui davanti, le uova per esempio, mi fa venire in mente quando ero piccolo e andavo a trovare i miei nonni, i miei zii in campagna, mi davano l'uovo, rompevo da una parte, bucavo dall'altra e me lo bevevo. Sì. Queste mi danno proprio la sensazione di essere uova da bere. Sì, beh sì, sono uova di galline che camminano all'aperto, sono quasi libere, e infatti l'uovo è un uovo molto proteico. E qualcuno è sporco perché sì, appunto è normale che qualcuno sia sporco, ecco. Quindi sì, infatti è molto apprezzato l'uovo, ecco. E questo, che cos'è questo particolare? Quella prodotto? È della carne secca, si chiamano pendole, quindi è carne che essicchiamo, sono pezzi magri, quindi lonze, filetti, affettate, le facciamo a fette, poi le essicchiamo dopo qualche giorno di sale e poi le affumichiamo anche in una stanza dedicata al fumo che abbiamo qui, in cui facciamo delle braci e sopra le braci degli aromi che può essere l'alloro, la salvia, il rosmarino. Beh, adesso basta perché altrimenti devo dirti andiamo di là, tagliamo su qualcosa perché ci viene fame. Allora io ringrazio Giovanni, lo ringrazio per la sua disponibilità e anche per la sua professionalità e capacità di condurre una piccola azienda con grandi sacrifici, ma la conduce molto bene. Ciao Giovanni. Grazie, ciao e a presto.